in via Primo Maggio a Varago di Macerata, una vittima giovanissima ha ucciso un 17enne accoltellato al culmine di una lite con altri ragazzi sul posto, i carabinieri già fermati dai coetanei. Il dramma di marito e moglie di Mogliano finiti a giudizio, assolti dal giudice per evasione fiscale. L'erario però continua a inviare cartelle esattoriali e la donna tenta un disperato gesto estremo. Il vice premier Salvini a Treviso per sostenere Mario Conte. Vinceremo al primo turno, l'obiettivo della Lega è tornare primo partito per Donzelli di Fratelli d'Italia, però i conti si fanno alla fine. In città il leader del popolo della famiglia Dinolfi attacca Conte e Zaia sull'apertura in tema di diritti. Il candidato di centrosinistra De Nardi si dice fiero di essere un alieno di questa politica. Crollo delle temperature in montagna fino a 35 cm di neve bufera sulla Marmolada, chiuso il passo Fedaia, sul Grappa una frana blocca una strada. Completamente ubriaco spara in aria con una pistola scacciacani. L'episodio al centro prenotazioni dell'ospedale di Castelfranco. L'uomo, un 48enne moldavo, è stato denunciato. Verso la 94esima adunata nazionale degli alpini di Udine, partiti da Colle Umberto gli ultimi 4 muli del reparto Salmerie di Vittorio Veneto, nel ricordo di Roso, l'ultimo mulo alpino morto a 40 anni. Il 20 maggio si là il concerto gratuito con Red Canziane, che regalerà ai suoi concittadini in poche ore esauriti 3.000 posti a disposizione. Il comune riesce ad aggiungere altri 500. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque l'avete sentito, un'altra tragedia avvenuta nel Trevigiano ed esattamente a Varago di Macerata. La vittima è un 17enne, si tratta di Aymen Adda Benamer. Ed ora ci colleghiamo però subito, perché lo vedo sullo schermo, il nostro Cristian Arboit che si trova sul posto con Nicoletta Rizzetto. Cristian, buonasera. Sì, buonasera Daniela, buonasera a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3. Alle mie spalle lo vedete il corpo senza vita di Aymen, del giovane Aymen, 17 anni, ucciso poco meno di un'ora e mezza fa. Siamo in via Primo Maggio a Varago di Macerata sul Piave. La situazione è assolutamente straziante. Sono arrivati poco fa i genitori, il padre e la madre del giovane. Cosa sia successo realmente è presto per dirlo. Di certo c'è stata una colluttazione, il giovane è stato colpito a morte con un coltello, l'arma è stata posta sotto sequestro dai carabinieri che sono intervenuti immediatamente sul posto. Qui siamo in via Primo Maggio, qui c'è stato l'accoltellamento all'esterno di questo tendone di fatto da sagre in un parchetto, ma lo avete visto nel collegamento di prima nell'edizione regionale, i minorenni fermati, 2 minorenni e un maggiorenne sono stati fermati in centro paese, nei pressi dell'hotel ristorante Dotto. Sono stati fermati dai carabinieri, sono stati portati in caserma e in questi minuti sono ovviamente sentiti dagli inquirenti che stanno ricostruendo appunto quello che è successo. Continuano ad arrivare gli amici, stiamo a debita distanza perché tanti di questi sono anche minorenni, quindi la situazione è delicatissima anche da questo punto di vista. Daniela, la madre con il padre si sono appena allontanati, la madre ovviamente è arrivata sconvolta, subito ha iniziato a gridare fatemi vedere mio figlio. Potete immaginare la disperazione di una madre. Questa quindi la situazione. Si sta avvicinando al corpo, si stanno avvicinando al corpo anche degli amici, dei conoscenti, l'ex fidanzata, insomma è tutto in evoluzione. Ecco, magari non inquadriamo direttamente perché appunto non sappiamo qual è l'età esatta dei soggetti coinvolti. Diciamo che c'è tanta disperazione, non potrebbe essere altrimenti. Allora facciamo così, ecco, sentite, queste sono ovviamente le urla della madre accompagnata dal papà Admin, questo ragazzo che frequentava il Besta, ma
facciamo così, Daniela, se sei d'accordo, io vi farei sentire le parole pronunciate poco fa dal colonnello Ribaudo, il comandante provinciale dei Carabinieri di Treviso. Alle mie spalle ovviamente ci sono momenti concitati tra questi giovani che sono ovviamente disperati per quello che è successo. Sono volate anche parole abbastanza grosse, c'è tensione, ecco, se possiamo magari sentire quello che sta succedendo ma non inquadrare direttamente. Ecco, c'è quindi tensione. Allora facciamo così, sentite le parole di Ribaudo e poi ci ritroviamo qui in via Primo Maggio. Le parole di Ribaudo. Che cos'è successo? Buonasera, un ragazzo, un 17enne italiano è deceduto a seguito di un accoltellamento. Ci sono in corso approfondimenti, sembrerebbe che il fatto sia maturato a seguito di una lite con altri coetanei, le cause sono ancora in corso di accertamento, abbiamo individuato delle persone che sicuramente hanno una connessione con i fatti, stiamo svolgendo degli approfondimenti con l'autorità giudiziaria e con la Procura della Repubblica di Treviso per verificare se vi siano poi dirette responsabilità in ordine all'omicidio di questo giovane. Quindi parliamo di 17enni minorenni, sì, poco più che maggiorenni. Le età sono queste, quelle che appena delineato, fa 17, 18, 19, sono queste le età. E alcuni li avete già condotti in caserma? Sì, alcuni sono stati portati in caserma per verificare bene quale sia la connessione rispetto ai fatti, all'omicidio del giovane. Ecco, dove è successo il delitto? In che zona precisa? All'interno di una... Nella stessa, siamo qua a 350 metri dal fatto, da dove ci troviamo noi. Insomma. Ok, quindi, ma è successo all'interno di un appartamento, all'esterno? No, all'esterno. Quindi all'esterno di un appartamento? Sì, assolutamente. L'arma del delitto? È un coltello, però poi su questo, ripeto, dobbiamo fare ancora degli approfondimenti. L'abbiamo rinvenuto, siamo ancora nelle fasi, il tutto è successo poco tempo fa, quindi insomma... Il corpo della vittima è ancora... Il corpo della vittima è ancora... Sì, dovrebbe essere ancora sul luogo, in attesa ovviamente dell'intervento del medico legale e degli accertamenti che vanno fatti sul posto e dei rilievi che sono comunque già in atto. Ecco, queste le parole pronunciate poco meno di un'ora fa dal colonnello Ribaudo. Ecco, vedete alle mie spalle tutte le operazioni, è arrivato il medico legale, stanno portando via la salma del povero ragazzo, di questo 17enne. Stanno arrivando tra l'altro anche altri parenti, altri amici, tanti minorenni della vittima che vi ricordo frequentava l'istituto Besta. Ecco, una cosa molto importante, qui è venuta l'aggressione mentre il fermo, come vi dicevo prima, qui a 400 metri di distanza nei pressi dell'hotel Dotto, lì sono stati eseguiti i fermi. Il movente, per parlare del movente è troppo presto, futili motivi quasi sicuramente. Sentite le parole del papà di Ahmed, il signor Admin, che ci ha rilasciato appunto queste dichiarazioni. È stato anche molto disponibile e ci racconta appunto del figlio, di come andasse a scuola, di come appunto frequentasse molto spesso i suoi amici. Anche oggi doveva uscire per incontrare gli amici, quindi nulla che facesse presagire un epilogo di questo tipo. Sentite il papà. Non lo so ieri, è appena uscito dalla scuola alle 2:30, allora la sua mamma ha detto dove vai? Vado a correre un po', dopo sono venuti due ragazzi qua a casa mia e mi hanno detto che guarda tuo figlio le hanno coltellato, non sapevo neanche se è morto, adesso sono arrivato, ho visto che era morto, mi dispiace, veramente non lo so. Come si chiama? Posso chiedere? Si chiama Ayman. Mi dispiace. Lei ha capito chi è stato? Non lo so, te l'ho detto, fino adesso non lo so niente. Io lo so che lui sempre esce, ha sempre fretta a uscire per con i suoi amici giocare. Oggi ha detto che vado a correre un po', dopo ho sentito adesso, sono due amici sono arrivati a casa mia, ha detto guarda tuo figlio li hanno coltellato. Io stavo a letto, porca vacca.
Non ha il momento per una persona. Dopo non lo so, veramente non lo so niente, non lo so. Aveva problemi con qualcuno, Sofia? Mai mi ha detto che ha problemi, non lo so, veramente non mi ha detto mai che ha problemi, sempre sorridente, sempre ciao papà, sempre ciao mamma, anche quando viene giusto, lui non beve niente, no. Però non lo so niente, veramente non lo so niente. Dove studiava? A Besta. Al Besta. A Besta, sì. Dopo niente, no, veramente non lo so niente. Ecco sì, Daniela, mentre proseguono le operazioni, queste le parole del papà, non so se le avete viste prima, le immagini del fermo sono molto importanti, abbiamo pixelato, questo è il gergo tecnico, le facce appunto dei soggetti che sono stati fermati dai carabinieri, perché per l'appunto dei 3 fermati 2 sono minorenni e ovviamente avrebbero partecipato all'aggressione che poi si è rivelata mortale del giovane 17enne qui in via Primo Maggio a Varago di Maserata sul Piave. Sul posto ovviamente c'è anche il sindaco Lamberto Marini, ci sono poi diversi residenti increduli qui della zona. Allora io farei così con Nicoletta Rizzetto per il momento. Daniela, ti restituisco la linea, se avrò aggiornamenti chiaramente noi siamo qui pronti a ricollegarci. A te la linea. Ovviamente puoi chiederci la linea in ogni momento per ulteriori aggiornamenti di questo davvero gravissimo fatto di sangue. Come avete sentito, la vittima è un 17enne. E noi andiamo avanti con la cronaca. Ha tentato di togliersi la vita a causa della pressione derivante da una vicenda tributaria che ha attanagliato la vittima dal 2019, la disperazione del marito che ha raccontato ai nostri microfoni la vicenda. Non mi viene neanche le parole. Sii forte e affrontiamo tutto assieme. Così Giorgio, le lacrime agli occhi, la disperazione nel suo volto e tante domande a cui non riesce a dare una risposta. La moglie, titolare di una piccola azienda di carpenteria metallica a Mogliano, ieri ha tentato di togliersi la vita sotto il peso di una vicenda tributaria che l'ha distrutta. Tutto inizia alla fine del 2019, quando l'Agenzia delle Entrate avvia degli accertamenti fiscali. Nonostante gli accertamenti, noi abbiamo messo tutto a disposizione di quello che loro hanno voluto sapere. Non hanno trovato nulla di illecito e poi si sono accaniti su di noi. Ma scattano 2 procedimenti, uno penale e l'altro tributario. La donna, ci racconta il marito, viene assolta dal giudice perché il fatto non sussiste. Secondo l'Agenzia delle Entrate, la ditta di Mogliano avrebbe emesso delle fatture false ad un'azienda straniera che secondo l'accusa non sarebbe esistita. Azienda straniera che in un secondo tempo invece sarebbe risultata operativa. A un certo punto sono arrivate altre cartelle esattoriali da molti soldi, da 50.000 a 60.000, da 130.000 euro da pagare entro 30-60 giorni. Il giudice dispone sempre, secondo quanto ci riferisce Giorgio, la sospensione dei pagamenti, ma niente, continuano ad arrivare le cartelle. La donna cade in depressione. Purtroppo lo Stato si accanisce sempre sui deboli e questa è un'ingiustizia, questa cosa qui. Ora Giorgio spera che la moglie ricoverata in prognosi riservata riesca a farcela. No, io non pagherò mai niente di queste cose qua, perché io sono nel fatto mio. Se ho fatto un errore lo devono dimostrare, ma lo devono dimostrare con i fatti. Ed ora siamo alla politica, giornata trevigiana per il vice premier Matteo Salvini, leader della Lega, in città per sostenere Mario Conte in vista del voto di domenica e lunedì. Sono certo nella vittoria al primo turno, ma bisogna andare a votare, maltempo e adunata le variabili per l'affluenza. Non vedo l'ora che arrivi lunedì pomeriggio, così almeno qua la chiudete al primo turno, ovviamente. I ballottaggi lasciateli a qualcun altro. A Treviso la partita si chiude al primo turno. Mi raccomando, conto su di voi per questo, da segretario della Lega. Più che una previsione, quella di Matteo Salvini sembra una certezza. Certo, a 3 giorni dal voto non mancano le variabili. Spero che voti tanta gente, perché magari 2 gocce d'acqua alla dunata degli Alpini a Udine, magari qualcuno pensa Conte ha già vinto, la Lega ha già vinto.
non serve che io vada a votare, ecco, il voto è un diritto, non dico un dovere. C'è poi una partita nella partita, quella tutta interna al centrodestra, con la Lega che vuole ritornare primo partito in città, superando Fratelli d'Italia. Poi l'ultima elezione che c'è stata è quella in Friuli Venezia Giulia poche settimane fa, dove Massimiliano Federica ha stravinto e la Lega è stata scelta come primo partito, quindi conto che anche a Treviso possa finire nella stessa maniera. E da Treviso il vice premier detta di fatto la linea politica di giornata, inevitabile partire dalle tensioni sui migranti con Francia e Spagna. Da autonomista ritengo che ognuno si debba fare gli affari suoi. Lezioni dai francesi non ne prendo, visto che respingono i bambini di notte nei boschi al confine con Ventimiglia, anzi chiedo ai francesi di rispettare gli impegni presi sulla TAV. Ma i dossier sul tavolo sono numerosi, compreso quello del caro affitti, degli studenti fuori sede, dell'emergenza abitativa. Fare un nuovo piano casa di edilizia convenzionata a prezzi accessibili soprattutto per chi guadagna cifre che non permettono di comprare o di affittare è uno dei miei obiettivi. Sostanzioso inoltre il capitolo delle riforme tra presidenzialismo e soprattutto autonomia. Ricostruzioni di palazzo raccontano di una premier Meloni che vorrebbe rinviarla a dopo le europee. Fantasie di qualche giornale. L'autonomia è già radicata in Parlamento, quindi il 2023 è l'anno dell'autonomia. Noi siamo convinti sostenitori anche delle altre riforme. A Palazzo Rinaldi Salvini blinda il quarto lotto della tangenziale, garantisce la messa a terra del PNRR, parla di sicurezza stradale incontrando l'associazione Alba. A sostegno di Mario Conte, la Lega di oggi e di ieri, Giampaolo Gobbo scalda gli animi. Noi non ci nascondiamo dietro i cosiddetti sindaci civici o altre situazioni. Noi siamo Lega. Rush finale anche per Fratelli d'Italia e Forza Italia. Il peso reale dei partiti si capirà lunedì, dice Giovanni Donzelli, braccio destro di Meloni, oggi in città. Nessuno nega che ci sia una sfida interna al centrodestra. Mi stupirei se il vice premier nazionale venisse a Treviso e dicesse no, lasciamo Fratelli d'Italia primo partito. Benissimo che Salvini pungoli le sue truppe per avere un risultato straordinario della Lega, noi facciamo la stessa cosa con i nostri rappresentanti politici e alla fine la somma, come diceva Totò, farà sicuramente un bel totale. Sceglie la via della diplomazia il numero uno dei meloniani in Veneto, Luca De Carlo, anche se nessuno a 3 giorni dal voto si nasconde dietro al classico dito. In politica alla fine contano le percentuali e così a Treviso arriva il big Giovanni Donzelli, braccio operativo di Meloni sui territori. Noi chiederemo come sempre la responsabilità che ci danno i cittadini e quindi in base ai voti che prenderemo chiederemo gli spazi che saranno dati dai cittadini, ma per governare bene questa città tutti insieme con serenità. Non ci saranno strappi, non ci saranno forzature. Quanto ai contenuti, sostegno alle famiglie meno abbienti, semplificazioni alle imprese, mobilità. Una su tutte è la valorizzazione della città che oggi è ingolfata e ha una carenza di parcheggi e su questo noi siamo allineatissimi con la linea di Conte sul Park Vittoria e sul mettere di nuovo la città a disposizione dei cittadini facilitandone l'accesso. Passione, coraggio, lealtà, dignità e rispetto, quindi per noi questi sono i nostri punti cardini. Anche noi consiglieri regionali abbiamo bisogno di input dai nostri amministratori comunali e di conseguenza siamo anche il giusto legame con chi oggi è in Parlamento e al governo. Nel giovedì che precede il voto a serrare le file è anche Forza Italia che inaugura la nuova sede in via Maninna con Alessandro Cattaneo, vice coordinatore nazionale del partito. Il ruolo dei moderati è importante sia dal livello nazionale che a livello locale. Moderati non vuol dire però che non ci facciamo sentire e quindi le nostre idee sono a disposizione della città sulle tematiche di sicurezza, sulle tematiche anche di infrastrutture, penso al tema dei parcheggi, arrivando ho dovuto fare un po' di giri e qua Forza Italia ha persone di grande valore, passione, che sono gli ingredienti giusti per avere un bel consenso e poter vincere queste elezioni con una bella affermazione della nostra lista. Ultime battute di campagna elettorale anche per il candidato sindaco del centro-sinistra, Giorgio De Nardi, che rivendica la sua natura civica al di sopra dei poteri dei partiti.
Per me, che sono un alieno di questa politica, sono orgoglioso di essere un alieno, voglio portare un vento nuovo, fresco, rispetto a questa modalità di spartizione del potere che è fatto ai danni dei cittadini. Si definisce un alieno della politica Giorgio De Nardi, sintetizzando così questa sua campagna elettorale ormai alle battute finali prima del voto di domenica e lunedì. Un impegno, il mio, spiega, non condizionato dai poteri dei partiti. Mi dicono che non ho esperienza politica e io sono fiero e orgoglioso di non averle questo tipo di esperienza politica. Io ho fatto politica nella mia azienda per 35 anni, abbattendomi per i diritti dei lavoratori, pur essendo imprenditore, perché credo che si possa fare delle cose positive senza andare in conflitto. Rivendica De Nardi la sua natura civica, la stessa di altri primi cittadini, ai quali il candidato del centro-sinistra guarda. Io sono un candidato civico, non ho tessere di partito, non appartengo a nessun partito, quindi per me la cosa importante è battersi per la cittadinanza. Per fortuna il Comune ha la possibilità di eleggere il sindaco direttamente e la maggior parte dei comuni principali anche del Veneto sono civici. C'è Giordania a Padova, c'è Tomasi a Verona, c'è Gaffeo a Rovigo, adesso c'è De Toni a Udine, c'è Sala a Milano. Allora, i migliori sindaci sono civici e questo perché sono liberi dal condizionamento di una segreteria centrale politica che ha altri interessi rispetto al bene della cittadinanza. Arrivato in città per sostenere il candidato Luigino Rancan, Adinolfi si scaglia contro quelle che considera eccessive aperture da parte di Luca Zaia e Mario Conte sul tema dei diritti e del riconoscimento dei figli delle famiglie arcobaleno. Arriva scortato Mario Adinolfi, ma questa volta senza nessun problema di ordine pubblico, come era invece avvenuto a Mestre lo scorso febbraio. In città, per sostenere il candidato Luigino Rancan, il leader del Popolo della Famiglia ribadisce con forza i valori del partito che vuole rappresentare. Vita, famiglia e libertà educativa, i principi su cui si fonda. Sbagliate, secondo Adinolfi, le politiche di Conte e Zaia. Una presidenza della Regione Veneto che somiglia a una sorta di impazzimento che ha contagiato anche il sindaco Conte per certi versi qui a Treviso. Un sindaco che cosa fa? I riconoscimenti delle famiglie cosiddette omogenitoriali, ma ancora peggio Zaia con le sue cliniche gender e la mozione sull'eutanasia. Evidentemente c'è bisogno di chi ribadisce che esistono dei valori fondanti di una popolazione, una radice che non può essere sradicata perché i popoli sradicati diventano canne al vento controllabili dal potere. La forza della tradizione, secondo Adinolfi, quella che Luigino Rancan incarna come candidato alla carica di sindaco di Treviso. E lo stesso Rancan traccia un bilancio della campagna elettorale ormai giunta alle ultime battute. La nostra campagna elettorale, io direi, sta procedendo bene. Il gruppo, che non siamo a migliaia, il nostro gruppo si sta dando da fare, anche in questi giorni si sono mossi per applicare qualche manifesto, a contattare persone. Da parte mia mi sono impegnato a contattare soprattutto le associazioni di volontariato e sono andato anche in persona a parlare con loro. Una delle cose che ho avvertito è che le associazioni di volontariato di tutti i colori, di tutti i tipi, si sentono un po' trascurate dall'attuale classe politica, per cui noi offriamo un appoggio in questo senso. Nel giorno in cui Mario Adinolfi è a Treviso, il coordinamento LGBTE di Treviso, in occasione della presentazione della quinta edizione del Cupido Festival, risponde alla sua presa di posizione in tema di diritti della comunità. Anche quest'anno il coordinamento LGBTE Treviso è in tutta la città per presentare una serie di 10 eventi che vengono organizzati appunto in concomitanza della giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, che sarà il 17 maggio. Quindi ci preme, come ogni anno, sensibilizzare la comunità cittadina e anche quest'anno abbiamo il piacere di avere il patrocinio del Comune di Treviso e anche dell'ULSS per un evento. Risponde così la presidente del coordinamento LGBTE di Treviso alle provocazioni mosse da Adinolfi alla comunità nel giorno della presentazione della quinta edizione del Festival Cupido, un cartellone ricco di appuntamenti dedicati all'arte, alla divulgazione e alla prevenzione, mostre fotografiche dedicate alla comunità LGBTQ+, presentazioni di libri, dibattiti con esperti sulle malattie sessualmente trasmissibili sono alcuni degli eventi in programma.
14 al 20 maggio a Treviso Cupido Festival, una serie di eventi, alcuni ludici e divertenti come aperitivi, ma anche presentazione di libri, mostre, convegni sulle malattie infettive ed anche per la prima volta quest'anno una veglia alla parrocchia di San Giuseppe. Ed ora parliamo invece di maltempo che si sta abbattendo sulla Pedemontana e che ha causato uno smottamento sul massiccio del Grappa. Sentiamo. Le precipitazioni intense delle ultime ore stanno iniziando a farsi sentire sulla tenuta idrogeologica del territorio, soprattutto nelle zone di montagna. Questa notte si è verificato infatti uno smottamento a Pieve del Grappa sulla strada che si inerpica sul massiccio. Poco dopo la mezzanotte una frana è caduta sulla strada nel tratto denominato Via Sant'Andrea, in località San Liberale. Secondo le prime informazioni pare che i massi si siano staccati da un costone a causa delle abbondanti piogge, finendo sulla carreggiata. Subito è scattato l'allarme e la strada è stata chiusa al traffico. Ci sono alcuni residenti che sono rimasti bloccati perché Via Sant'Andrea a San Liberale è una strada senza uscita. I locali della zona erano invece chiusi e quindi non ci sono stati problemi per eventuali ospiti o per il personale. Non si segnalano feriti, sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Pieve del Grappa. Nel corso della mattinata anche il sindaco Annalisa Rampin è salita in San Liberale per verificare la situazione assieme a un geologo. Il massiccio del Grappa è sotto i riflettori in queste ore perché in passato, in occasione di piogge intense e periodi di maltempo, si sono spesso verificati smottamenti e frane che hanno isolato intere zone per giorni. Nel frattempo continua a piovere sulla Pedemontana e sui rilievi, dove le temperature sono scese a picco e si è rivista pure la neve. Sul Monte Verena, nell'altopiano di 7 comuni, si è già creata una coltre bianca di alcuni centimetri che di questa stagione è piuttosto rara. Il forte vento e la pioggia persistente hanno causato disagi nell'Asolano con la caduta di alberi, in particolare lungo via Foresto Vecchio. Sul posto un intervento congiunto di Vigili del Fuoco di Montebelluna, Protezione Civile Comunale e Polizia Locale per la viabilità e i tecnici del settore lavori pubblici del Comune. Si è reso necessario rimuovere le grosse piante per ripristinare la circolazione stradale. E continuiamo con la cronaca. Ha perso il controllo della sua auto finendo fuori strada, ha ferito l'automobilista estratto dalla vettura dai vigili del fuoco. L'incidente è avvenuto la notte scorsa in via Frattalunga ad Asolo. Il conducente è stato stabilizzato dal personale sanitario del SUAM e trasferito in ambulanza in ospedale. I pompieri arrivati dal locale di distaccamento volontario hanno messo in sicurezza l'auto. La polizia stradale è intervenuta sul posto e ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco sono terminate intorno all'1:30. E continuiamo con la cronaca. Completamente ubriaco spara in aria con una scacciacani. L'uomo 48enne moldavo è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri. Ha raggiunto la sala d'attesa del centro unico di prenotazione del locale ospedale civile armato di una pistola scacciacani, poi un 48enne di origini moldave in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche ha iniziato a sparare in aria diversi colpi. Immediatamente una guardia giurata ha allertato i carabinieri della compagnia di Castelfranco che hanno raggiunto l'uomo bloccandolo. Fortunatamente in quel momento non c'erano né pazienti né sanitari. L'arma, priva di tappo rosso, è stata sequestrata, così come una quindicina di munizioni a salve calibro 8 mm. Le ipotesi di reato a carico del 48enne, ora al vaglio dell'autorità giudiziaria, sono porto di oggetti atti ad offendere e molestia o disturbo alle persone. Nel pomeriggio scorso a Treviso un 30enne italiano sottoposto ad un controllo da parte dei carabinieri è stato trovato in possesso senza giustificato motivo di una pistola a gas priva di tappo rosso riproducente un modello in uso alle forze di polizia. Anche in questo caso l'arma è stata sequestrata e l'uomo denunciato per porto d'armi e oggetti atti ad offendere. Ed ora torniamo subito a Varago di Macerata, dove vedo già sullo schermo il nostro Christian Arboit, dove lo avete sentito all'inizio di questo telegiornale, è stato ucciso un 17enne. Christian, a te la linea. Sì, Daniela, buonasera di nuovo. La situazione si è cristallizzata di fatto qui in via Primo Maggio, lo vedete alle mie spalle, sono ancora in corso le varie operazioni, stanno arrivando anche altri parenti del povero 17enne ucciso poco dopo le 17:30 all'esterno di questo capannone in stato di fermo. Lo ricordo, ci sono 3 ragazzi, 2 minorenni
anni e un maggiorenne. In questi minuti si trovano in caserma a Treviso, perché si deve capire cosa è successo alle 17:30, poco dopo, qui in via Primo Maggio. I rilievi sono ovviamente in corso, l'arma del delitto, come ci ha riferito anche il colonnello Ribaudo, è stata sequestrata. Avete sentito le parole del padre Admin, che ha accompagnato qui sul posto la madre che ovviamente ha chiesto subito di vedere il figlio. Scene, come potete immaginare, di disperazione, non potrebbe essere altrimenti. Ci sono poi tanti sguardi attoniti, non ve li possiamo mostrare in questo momento perché sono tanti ragazzi di 17 anni che conoscevano per l'appunto il ragazzo 17enne ucciso nel pomeriggio. Ovviamente ci sono le lacrime soprattutto di chi lo conosceva meglio, dell'ex fidanzata che è qui sul posto, che ha chiesto e ottenuto proprio in questi secondi di vedere per l'appunto la salma. Come vedete sul posto ci sono i carabinieri, è arrivato il procuratore e ancora il medico legale. Si stanno acquisendo tutti i dettagli. Vediamo, Nicoletta, se possiamo fare il giro, se mi puoi un attimo seguire. La pioggia ovviamente è battente, anche questo complica per certi versi le operazioni. Stanno arrivando i parenti della vittima, altri parenti, altri amici, insomma stanno arrivando anche diversi colleghi della stampa. Parliamo di un fatto di sangue, è l'ennesimo tra Treviso e provincia di Belluno, il duplice omicidio di fatto di una settimana fa a Paese in via Monsignor da Breda e poi l'omicidio sabato notte a Fener di Alano di Piave. Noi vi mostriamo le immagini che ovviamente possiamo mostrarvi, gli abbracci di consolazione di questi minuti e ovviamente il dolore di un'intera generazione qui a Macerata. Vediamo cosa sta succedendo, perché vedo anche dei colleghi che si stanno avvicinando. Un attimo solo, Daniela. Forse parla nuovamente il colonnello Ribaudo. Vediamo sempre in presa diretta. Prima sopravanzo per vedere se possiamo mostrarvi le immagini, visto che siamo in presa diretta. Ecco. Ecco, quindi i rilievi sono in corso con le torce, si sta capendo se ci sono dei segnali utili alle indagini. Ovviamente il nucleo della scientifica si sta occupando per l'appunto di in qualche modo circoscrivere la scena del crimine. Sono minuti ovviamente preziosi. Qui c'è ancora il colonnello Ribaudo. Colonnello, siamo di nuovo in diretta su Antenna 3, ha degli aggiornamenti rispetto a un'ora fa? Non abbiamo aggiornamenti, posso solo confermare che la causa del decesso è un accoltellamento, insomma, che sicuramente l'arma utilizzata è un coltello, insomma. Che avete sequestrato, ovviamente. Riteniamo sia quello, ci sono ancora in corso gli approfondimenti, è stato rinvenuto un coltello che è compatibile con quello che presumibilmente è stato utilizzato per uccidere il giovane ragazzo. Chi si trova adesso in caserma? Ci sono delle persone che abbiamo identificato, vi confermo che c'è una connessione spazio-temporale rispetto ai luoghi, stiamo approfondendo che tipo di connessione hanno rispetto a eventuali responsabilità per l'omicidio. Quindi anche eventuali moventi, futili motivi e quant'altro? Questo è troppo presto per dirlo, sui moventi non sono in grado al momento di fornire un'indicazione precisa. Colonnello, si sa se
Buongiorno. Se il colpo è stato uno o più di uno? Apparentemente da una prima ispezione appare uno. Sì, però è chiaro che è stata fatta sul logo, è difficile poterlo dire, chiaramente poi lo si potrà capire bene, insomma c'era anche una questione di doveroso rispetto, insomma, quindi da un primo accertamento per quel che si è potuto fare qui appare uno solo. E l'arma è stata trovata lì vicino o? L'arma, come le dicevo, voglio dire, riteniamo che ci sia un coltello compatibile, è stato ritenuto in circostanze di luogo vicine, non possiamo in questo momento dire qualcosa di più, ma vicine, insomma, voglio dire. Invece i tre che avete fermato erano nella piazza, erano qua vicino? Erano qua vicino, comunque non in questo luogo, cioè non dove ci troviamo in questo momento, e riteniamo che ci sia una connessione con quanto è avvenuto. Come stavo specificando prima, stiamo cercando di capire se siano semplicemente presenti al fatto, se siano coinvolti direttamente e a che titolo e con che distinzione dei ruoli in quanto è successo. Quindi li avete fermati o no? Li stiamo identificando, sono con noi, certo, voglio dire, finché non accertiamo i fatti, certo, voglio dire. Allora, grazie colonnello, questi gli aggiornamenti quindi in presa diretta. Daniela, io al momento ti restituirei la linea, ci stiamo passando l'ombrello con Nicoletta Rizzetto perché appunto la pioggia è battente, dobbiamo preservare anche la telecamera. Allora, per il momento è tutto, ritorniamo all'esterno per vedere appunto se la scena è quella straziante di prima e insomma se ci saranno aggiornamenti nel corso della serata vi richiederemo la linea con Nicoletta Rizzetto. Grazie davvero a Christian Arboit, grazie anche a Nicoletta Rizzetto che si trovano sul posto. L'avete sentito, lo strazio di una vita spezzata a 17 anni. Andiamo avanti noi con la cronaca e con questa edizione del nostro telegiornale rivolta all'ex caserma Serena Casiere per i fatti accaduti nel giugno del 2020. La magistratura trevigiana ha rinviato a giudizio altri 10 immigrati, si tratta di 5 nigeriani, 3 senegalesi e 2 guineani accusati a vario titolo di sequestro di persona, danneggiamento e resistenza pubblica ufficiale e devastazione. Per questi disordini erano già finiti nei guai un 25enne maliano, un 26enne gambiano e un 31enne senegalese. Un quarto elemento ivoriano di 23 anni si suicidò nel carcere di Verona dove era stato recluso in regime di isolamento. La sommossa scoppiò quando i sanitari dell'ULSS 2 si recarono nella caserma per informare circa l'esito dello screening anti-Covid effettuato qualche giorno prima, dal quale risultava una positività, da qui la rivolta che costrinse i sanitari a chiudersi in una stanza mentre gli immigrati distruggevano il centro e lanciavano sassi contro le forze dell'ordine. Il processo inizierà il 12 dicembre del 2024. Fermato e controllato nella notte da una pattuglia del radiomobile della compagnia dei carabinieri di Vittorio Veneto, un 17enne del posto. Il giovane si trovava a bordo di un'auto come passeggero ed è stato trovato in possesso di circa una trentina di grammi di marijuana. Il 17enne incensurato è stato quindi deferito per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Ed ora invece parliamo degli alpini perché siamo davvero agli sgocci, gli manca davvero poco a questa adunata verso la 94esima adunata nazionale degli alpini a Udine, partiti da Colle e Umberto gli ultimi 4 muli del reparto Salmerie. Domenica a sfilare idealmente ci sarà anche Iroso, l'ultimo mulo alpino morto 3 anni fa. Ecco, vai. Forza, vai. Anche il reparto Salmerie è partito verso Udine per l'adunata nazionale numero 94. 4 muli accompagnati da una ventina di alpini, prima tappa a Passariano, poi a piedi fino a Bertiolo per onorare gli amici che non ci sono più. Il viaggio proseguirà a Campoformido, da dove le penne nere raggiungeranno Udine per lo sfilamento di domenica, e nemmeno l'incognita maltempo potrà rovinare la festa alpina. Prontissimi? Sì, pronti alla partenza. Bel tempo, brutto tempo, gli alpini sempre avanti devono andare. A Colle Umberto ad aiutare nei preparativi è arrivato anche un alpino della sezione bolognese-romagnola. Il Vittorio Veneto, i muli sono come, diciamo così, le frecce tricolori dell'esercito. Senza muli non si è alpini.
Muli che non potevano mancare nemmeno a Udine, loro da sempre legati al corpo degli alpini, immancabili protagonisti delle adunate, amati da grandi e piccoli. Rimangono meravigliati e quindi scocca l'applauso e a noi scocca la lacrimuccia. E insieme ai 4 muli rimasti nel reparto Salmerie, alla 94esima adunata, idealmente ci sarà anche Iroso, l'ultimo mulo alpino morto 3 anni fa. Per noi non era solo un mulo. Cosa posso dire? Mi commuovo. Era un amico, perché quando ci vivi insieme tanti anni e se ne va, per noi è stata una stretta al cuore, ecco. L'impegno del reparto è proprio quello di trasmettere l'importanza e la storia di questi animali. Speriamo di trasmetterlo anche agli altri, questa emozione, e di trasmettere soprattutto conoscenza di quelli che sono questi animali, a volte troppo spesso dimenticati e che noi amiamo davvero. Insomma, l'avete sentito, conto alla rovescia per la 94esima adunata nazionale degli alpini a Udine. Manca davvero poco alla 3 giorni di festa e domenica, nel giorno della grande sfilata delle penne nere, come sempre Antena 3 vi racconterà in diretta l'emozione della giornata clou dell'evento, una maratona non stop dalle 7:30 del mattino fino a sera per vivere con voi momento dopo momento la festa alpina, e come sempre avrete la possibilità di mandare i vostri messaggi, lo vedete il numero al 351 1755 340, appuntamento dunque domenica mattina dalle 7:30. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e torniamo subito in studio. Siamo tornati nuovamente in studio. Il 20 maggio a Silea il concerto gratuito che Red Canzian regalerà ai suoi concittadini, in poche ore esauriti i 3.000 posti a disposizione. L'unico concerto da solo mio di quest'anno, perché non ce ne saranno altri, perché sono impegnato con i miei amici Pooh, e quindi ha un valore immenso venire a casa mia, nella mia terra, e cantare per la mia gente, bellissimo. Il 20 maggio alle 21 negli impianti sportivi di Silea Red Canzian regalerà ai suoi concittadini lo spettacolo Stasera non sono solo in tour, concerto inizialmente in programma lo scorso settembre, poi rimandato a causa maltempo, un appuntamento al quale il bassista dei Pooh non voleva proprio rinunciare nonostante i tanti impegni che lo vedranno nei prossimi mesi girare l'Italia per una serie di concerti con la storica band, e i suoi concittadini hanno risposto con grande entusiasmo. Pensate a 3.000 posti in 4 ore completamente sold out, proprio perché c'è un grandissimo affetto verso Red, per la sua storia, per la sua persona, per la sua empatia, e quindi davvero noi abbiamo anche raccolto dal territorio con una sinergia per poter rendere le cose possibili. Tante aziende sul territorio si sono rese disponibili anche ad aiutarci. In queste ore sono stati messi a disposizione altri 500 posti per un concerto che Canzian e Cendron ricordano essere gratuito dopo la truffa su Telegram con la messa in vendita di false tessere VIP a 1.200 euro. Abbiamo bloccato tutto, ma sai, io ormai non mi stupisco neanche più di queste cose, mi fanno sorridere e mi mettono un po' di tristezza, perché c'è della gente che veramente si sta aggrappando a qualsiasi cosa per truffare gli altri. Una spiacevole parentesi che non rovinerà la grande festa che vedrà Red Canzian sul palco con la sua famiglia, la moglie Ben in regia, i figli Phil e Chiara cantare e suonare con lui per ripercorrere le tappe più importanti della sua storia di musicista. Faremo un concerto con quella musica che ha attraversato la mia vita, che mi ha fatto arrivare fin qua, per cui partiamo dai Beatles e arriviamo a oggi. E visto il successo per l'appuntamento del 20 maggio, Red Canzian non esclude che si possa replicare. Potrebbe diventare un'occasione annuale, per esempio, un po' un appuntamento annuale, no? Dargli un titolo. Adesso facciamo il primo e capiamo le emozioni che ci arrivano e su quello costruiamo un titolo che potrebbe essere un appuntamento. Con Red non ci sono limiti, questa è una cosa che abbiamo capito anche oggi in conferenza stampa. Si terranno il 10 giugno al Teatro Mario del Monaco le premiazioni del premio Goffredo Parise per il reportage giunto alla sua 7ª edizione. È nato 7 anni fa, un'intuizione dovuta al fatto che abbiamo Casa Parise a Segareda, un incontro con Antonio Barzaghi,
abbiamo pensato proprio di creare questo premio che si è poi esteso al fatto che della scuola di reportage, molto importante, a cui crediamo moltissimo e che è cresciuta tantissimo con giornalisti di altissima qualità. Un premio che ha la peculiarità di essere sempre in linea con l'attualità. Un reportage sulla povertà, il vincitore di quest'anno. 2 premiati. Riccardo Iacona è un premio alla carriera, ma soprattutto al suo reportage di quest'anno dedicato alla povertà. Uno sguardo alla povertà che è considerata una colpa nel nostro paese e il welfare un costo. Un reportage che si svolge tra Napoli, Milano e Roma. Il secondo premio è un'idea della Camera di Commercio che da quest'anno sostiene il premio al Cucinelli, Brunello Cucinelli. Tutti sanno che è la grande firma del Made in Italy, conosciuta in tutto il mondo, perché sa coniugare armonicamente produzione, impresa e valori umanistici. E la grande novità di quest'anno è proprio il premio dedicato all'impresa umanistica, riconoscimento sostenuto dalla Camera di Commercio di Treviso Belluno e riservato alle attività produttive che coniugano economia, profitto e valori umani. Atteso il premio per il reportage dei ragazzi dei licei della provincia di Treviso. Un'esperienza interessantissima anche quella di quest'anno, i ragazzi sono stati un po' travolti, coinvolti al massimo in questa esperienza che li ha visti protagonisti insieme a giornalisti, a grandi figure di giornalisti come Lorenzo Cremonesi, che ha permesso loro di avvicinarsi alla storia non attraverso i libri scolastici ma attraverso un testimone degli scenari di guerra. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. In primo piano il maltempo, neve non poca sulle vette dolomitiche, fino a 35 centimetri sono caduti in queste ore in molte località, tanto da essersi resa necessaria quest'oggi la chiusura del passo Fedaia. L'inverno è tornato sulla Marmolada, ma l'apice della precipitazione nevosa è stato raggiunto a Ravales, nel Cortinese, con circa mezzo metro, e poi a Rabba, oltre i 40, più di 30 centimetri sono caduti a Col dei Baldi, tra Alleghe e Zoldo, così come sopra Falcade sul Nevegal. Nuove nevicate sono possibili in serata di domenica. Comunicato di Confcommercio e FIBE che esprimono soddisfazione in vista delle Olimpiadi invernali del 2026, sottolineando come a Cortina d'Ampezzo finalmente si colgano i primi segnali che la macchina organizzativa dei 25esimi Giochi Olimpici si è messa in azione. Particolarmente soddisfatto il presidente provinciale di Confcommercio Paolo Doglioni e come lui Graziano Preste, presidente provinciale FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Viene espressa viva soddisfazione per l'incontrovertibile beneficio che l'economia bellunese e soprattutto l'indotto del turismo guadagneranno dalla visibilità che stiamo ottenendo grazie a questo storico evento che si ripete alla distanza di 70 anni dalle Olimpiadi di Cortina d'Ampezzo del 1956. Sindaci senza avversari, ma semmai con difficoltà nel comporre la lista dei candidati consiglieri, come accade a Pieve di Cadore. Per chi corre senza avversari l'unico rischio è quello che i loro concittadini non vadano a votare in numero sufficiente. Nell'Agordino domenica si voterà in 2 comuni simili per dimensione e per storia elettorale, Cencenighe e Canale d'Agordo. In entrambi si è presentato un solo candidato e l'avversario è solo il quorum da raggiungere, ora abbassato al 40%. La Cencenighe e gli Aire sono quasi 300, facevano a suo tempo numero per il quorum, ma si sa che essendo residenti all'estero non partecipano al voto. L'altra volta, nel 2018, su appunto quasi 300 hanno votato in 2. Ho già dichiarato che non volevo la lista civetta, pertanto mi affido ai cittadini di Canale nella speranza che capiscano che sono 10 persone che si sono rese disponibili ad amministrare il comune di Canale per i prossimi 5 anni. A Cencenighe i residenti sono 1200, ma gli aventi diritto al voto, prima che togliessero i 296 Aire, erano 1326. A Canale 1054 con 1208 aventi diritto, prima che dal quorum venissero tolti i 301 residenti all'estero.
A Cencenighe chi si ricandida è Mauro Soppelza, sindaco uscente, con in più anche un altro mandato da primo cittadino in passato. A Canale è invece l'attuale vice sindaco Massimo Murer, mentre Flavio Colcernian, guida del comune fino a domenica, che ha fatto il sindaco per 3 volte, ma che poteva ricandidarsi, si è spontaneamente ritirato. O saranno sindaci loro due o ci sarà un anno di commissariamento e poi nuove elezioni. La preoccupazione c'è. È chiaro che ci deve essere anche la responsabilità da parte dei cittadini di fare una scelta. Scegliere se avere un sindaco o avere un commissario. Avere un commissario vuol dire bloccare di fatto il comune, perché si occuperà solo dell'ordinario e non dello straordinario, quindi di tutto il lavoro che c'è in ballo in questo momento. Ed ora torniamo invece nel Trevigiano, dove c'è stato quell'efferato delitto della vittima, un 17enne. Ci colleghiamo sempre con noi, lo vediamo sullo schermo, il nostro Christian Arboit con Nicoletta Rizzetto. Christian, buonasera ancora. Sì, Daniela, di nuovo chiaramente la situazione da un punto di vista delle indagini è immutata rispetto a qualche minuto fa, quando abbiamo parlato con il colonnello Ribaudo, ma qui continuano ad arrivare amici, conoscenti di Aymen, questo ragazzo 17enne. Ecco, vorrei questa testimonianza di questo ragazzo. Ecco, tu lo conoscevi il fratello, che tipo era? Sì, conoscevo Aymen perché era il mio vicino di casa e sì, non lo conoscevo moltissimo, però eravamo in buoni rapporti e per quel poco che l'ho conosciuto mi sembrava un bravo ragazzo e di sicuro non si meritava tutto questo. Quindi che tipo era? Era un ragazzo come tanti? A me sembrava un ragazzo molto allegro, sorridente, ogni volta che lo vedevo era lì che scherzava, era sempre amichevole. Tu hai capito cosa è successo? C'è qualche versione che gira tra voi ragazzi? Tra voi ragazzi io ho avuto questa notizia perché un mio amico mi ha mandato la notizia e per adesso ho solo saputo che è stato accoltellato e questo basta. Tu hai sentito il fratello di cui sei amico? Il fratello purtroppo non sono ancora riuscito a contattarlo. Siete ovviamente sconcertati di fronte a quello che è successo? Sì, cioè non mi aspettavo che potesse succedere qualcosa del genere. Grazie. Ecco, ovviamente manteniamo la riservatezza di questo ragazzo, di questo giovane ragazzo. Del resto noi vi stiamo raccontando in presa diretta quello che è successo, e quello che è successo, insomma, lo vedete anche voi, una giovane vita spezzata per motivi che non sono ancora chiari. Si parla di futili motivi, ma sicuramente a 17 anni, a quell'età, i motivi sono futili o comunque sono motivi che magari non hanno un senso logico, se appunto possono avere un senso logico in queste occasioni. Diciamo che tanti ovviamente non se la sentono di parlare, altri sono troppo giovani e quindi non me la sento di farveli sentire, però diciamo che tutti dicono che Aymen era un ragazzo come tanti, un ragazzo che frequentava volentieri la scuola, non problematico, di una famiglia molto ben inserita nel contesto qui di Varago. Tra l'altro una famiglia che qualche anno fa, mi è stato detto, abitava anche a Spresiano. Qui c'è poi anche buona parte della comunità marocchina di Maserada e di questa zona del Trevigiano. Allora, mi guardo un attimo intorno, no, appunto sono tutti ragazzi, sono tutti giovani. Stavo appunto aspettando anche il sindaco Lamberto Marini, il sindaco di Maserada, ma purtroppo ecco, è arrivato il servizio di onoranze funebri, quindi significa che
è stato dato perlomeno il nulla osta a muovere il corpo. Questo significa che la scena del crimine è stata sufficientemente cristallizzata da parte degli inquirenti, in questo caso i carabinieri, che sono ovviamente coordinati dalla Procura della Repubblica di Treviso. Il riconoscimento ovviamente è avvenuto da parte dei genitori. Questo unico colpo, pare, così ci ha detto anche il colonnello Ribaudo, comandante provinciale di Treviso, questo unico colpo sferrato nei confronti del ragazzo, il ragazzo che è morto per l'appunto subito dopo, ma ovviamente sarà eseguita un'autopsia. Questo è il momento ovviamente che vedete. Fra pochi istanti il corpo del giovane sarà rimosso da terra. Hanno portato anche dei sacchi per coprirlo. La polizia locale di Macerata. I genitori intanto ovviamente sono stati allontanati, restano alcuni parenti, alcune zie, alcuni conoscenti della famiglia, comunità marocchina, ma non solo, anche tanti giovani qui del posto, perché appunto, come ti dicevo, parliamo di una famiglia integrata, di un ragazzo che frequentava la scuola. Non abbiamo ancora ovviamente l'identità dei ragazzini che sono stati portati in caserma a Treviso, non abbiamo l'identità, e ovviamente anche se l'avessimo non potremo darla vista l'età, visto che 2 dei 3 fermati sono minorenni. Questa quindi la situazione, Daniela, in una settimana difficilissima, come dicevamo prima, per la Marca trevigiana e non solo per la Marca trevigiana. Di fatto questo è il 4º morto in una settimana per omicidio tra Treviso e Belluno. Tutto è iniziato mercoledì scorso in via Monsignor Breda a Paese, quando sono stati uccisi due coniugi, moglie e marito, da parte del fratello dell'uomo, quindi un duplice omicidio che vi abbiamo raccontato per tutta la settimana. Poi i fatti di Alano di Piave con la morte di Antonio Costa, 53 anni, e il fermo di un dominicano di 46 anni che si ritrova nel carcere di Balnedic. Tanto sangue, troppo sangue tra Belluno e Treviso, tante, troppe lacrime, quelle che state sentendo anche adesso mentre sto parlando. Dimmi tu, Daniela, io ti restituirei la linea con Nicoletta Rizzetto. Noi rimaniamo ovviamente sul posto. Quello a cui stiamo assistendo è una pietosa operazione, la salma che fra poco sarà caricata per l'appunto sul carro del servizio funebre. Ad assistere appunto alla scena c'è una comunità attonita, c'è un'intera generazione di ragazzi e ragazzi giovani che per l'appunto si chiedono cosa sia potuto accadere. Ragazzi, scusate, voi siete tutti amici di Aymen, ecco, non vi inquadriamo, sono tutti giovanissimi, non vi inquadriamo. Ma cos'è successo? Vi siete fatti un'idea? No, non lo sappiamo neanche noi. Abbiamo saputo e siamo venuti qua subito. Aymen lo conoscevate? È il mio compagno di classe. Siamo stati in classe per 2 anni insieme, per me era come un fratello. Abbiamo passato tutte le giornate assieme, sia a scuola che al di fuori. E non ci posso ancora credere. Vi siete fatti un'idea? No. Cosa sia potuto accadere? No, è un ragazzo tranquillo e tanto buono. Era un fratello per me, L'unica cosa che ho pensato appena ho visto la notizia è correre qua a capire che cazzo è successo. Volevo bene a lui, anche se lo conoscevo da poco, ma gli volevo veramente bene, come lui voleva bene a me. Aveva tanti sogni come io li avevo. Alla fine è un ragazzo normale come noi, che viene dalle popolari, che può avere la fame negli occhi e tutto. Può avere rischiato per portare il pane a casa, semplicemente, però non mi importa. Io gli volevo bene. Tu gli volevi bene. E ti posso chiedere anche a te un ricordo?
Io lui lo conoscevo almeno da quando aveva 13-14 anni, perché io sono da Candello, quindi qui vicino. E quando l'abbiamo visto l'ultima volta è stata una settimana fa, Vadim l'ha visto, che è il mio amico che ha portato prima, l'ha visto stamattina. È sconvolgente, tutto qua. Siamo tutti sconvolti. Voi avete capito chi sono i ragazzi in stato di fermo? No, non lo sappiamo e semplicemente nel momento speravamo solo non fosse lui, non sappiamo cosa pensare al momento. Ragazzi, scusate, vi faccio questa domanda diretta, ma qui a Varago, a Macerata, ci sono magari delle formazioni violente? Cioè, ci sono stati episodi di violenza ultimamente? Per questo, sì, non solo in questa zona, sinceramente. È successo anche a Candello più volte di scene violente, ma non fino all'omicidio, ecco. Ma ho visto cose violente anche dalle mie parti. Quindi cosa? Aggressioni? Che cosa? All'inizio soprattutto nei bar, soprattutto da gente ubriaca, poi al momento sinceramente i ragazzini, anche quelli più piccoli, infatti sono dei minorenni coinvolti, non hanno più controllo, zero. Ci sta diventando tutta una violenza, Treviso compreso, non la tolgo dalla lista, ecco. Troppa violenza, ragazzi, condividete? Ok, allora teniamo sempre la telecamera all'altezza gambe, grazie Nicoletta Rizzetto che sta curando tutta la parte tecnica. Sono testimonianze molto dure, Daniela, che dobbiamo ovviamente raccontarvi e riportarvi con tutti i benefici e i condizionali che sono d'obbligo in queste occasioni di fronte alla morte, in questa maniera di un 17enne in pieno giorno, di fatto in pieno pomeriggio, poco dopo le 17:30, in una via di Varago, a pochi passi dalle scuole, sostanzialmente sul retro della chiesa parrocchiale. Allora io direi così, Nicoletta, se tu sei d'accordo, restituiamo la linea a Daniela al telegiornale mentre proseguono le operazioni. Daniela, a te la linea. Grazie davvero a Cristina Arboit, grazie anche a Nicoletta Rizzetto che sono sul posto, immagini davvero che devono far riflettere, immagini davvero terribili, una vita spezzata, 17 anni e le testimonianze dei loro amici, la disperazione, immagini che poi non vorremmo mai farvi vedere e non vorremmo neanche raccontarvi. Ovviamente di questa vicenda, di questa tragedia continueremo a parlare anche domani nel corso della nostra prima edizione e poi nei telegiornali. Noi torniamo nel bellunese, cambiamo ovviamente argomento. Tra il pubblico sono attese persone di almeno 3 generazioni, tante sono infatti quelle attraversate dalla musica delle orme. La chiesa dedicata a San Vittore domina dall'alto l'abitato di Anzù, che al santo patrono dedica la sua festa. Quest'anno, nel programma degli eventi, domani di scena ci sarà un gruppo che ha fatto un po' la storia della musica italiana, Le Orme. Abbiamo portato Le Orme perché il loro manager diversi mesi fa mi ha contattato e in occasione appunto del 50° anniversario del loro album Felona e Sorona, che ha avuto un grandissimo successo, mi ha proposto questo evento qua. Quindi noi abbiamo sicuramente raccolto subito l'invito, pur sapendo che era un impegno grandissimo, però ci abbiamo creduto e abbiamo portato Le Orme a San Vittore. Una storia lunghissima, quella del gruppo veneziano, con molte formazioni che si sono succedute con l'alternarsi di tanti artisti. Tra di loro il più presente, che ha deciso di mantenere in vita la band da allora fino ad oggi, lo storico batterista Michi Dei Rossi. Ci saranno i brani, quelli storici, soprattutto Felona e Sorona integrale, che dura 40 minuti, insomma, e poi ci saranno delle sorprese. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Io vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito. Buona serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Sarà ancora perturbato sul nostro territorio, ancora condizioni di maltempo.
Il dettaglio di venerdì 12 maggio. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata da un tempo spiccatamente instabile, con precipitazioni a carattere sparso e discontinuo, più diffuse nel pomeriggio ma improbabile diradamento in serata sulle zone dolomitiche. Temperature in ripresa, minime tra 8 e 13 gradi, massime invece tra i 14 e i 17 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo nuvoloso, in giornata piogge sparse e intermittenti, in genere moderate, con probabili rovesci o temporali su pianura e costa. Temperature minime sui 10-14 gradi, massime sui 15-17 all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà irregolarmente nuvoloso con rovesci sparsi. Temperature minime intorno ai 10 gradi, massime infine che si attesteranno tra i 16 e i 17 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.